Quarta in programma, validi soggetti di 3 anni sul miglio: Ramses degli Dei, Ronnie Breed, Raoul Ferm, Rheinland, Rebecca Griff, Renoir Gar e Ribéry. Con prudenza Renoir Gar, numero 6. Anche Raoul Ferm. Galoppa Renoir, galoppa Rheinland. Emerge chiaramente Ribéry, velocissima dall'esterno. Il figlio di Ideale Luis conduce sulla prima curva davanti a Rebecca. 14 il lancio per Ribéry a tirare indietro. Ribéry, Rebecca. Ronnie Breed in terza posizione a precedere l'1 di Ramses degli Dei, il 3 di Raoul Ferm. Gli altri due che si ricongiungono, 30,5 e 400 di Ribéry che corre in avanti, vista l'opportunità. Giovanni Ciotola conduce con un paio di vantaggio su Rebecca, che è un problema per Ribéry, un passaggio, tanto torna a sbagliare anche Rheinland, 46,5 ai 600, un inciampone, Ribéry era comodo in avanti. Tabellone Rheinland, e così Rebecca si ritrova davanti senza colpo ferire. 800, 1,3,5, Rebecca, Ronnie Breed, Ramses degli Dei, Raoul Ferm, Renoir Gar e Ribéry, ma Ribéry a tabellone. Meta della retta opposta con Rebecca che giunge a 1 chilometro in 19, 15,3, Rebecca, Ronnie Breed, Ramses degli Dei, un po' guidato davanti a Raoul e Renoir Gar, che prova ad entrare in gioco. Curva finale, Rebecca su Ronnie Breed che si affaccia, e Ronnie è incisivo ai fianchi di Rebecca che non è brillante nemmeno un po'. Rebecca avvicinata da Ronnie Breed, poi anche Ramses e Raoul che provano a farsi sotto, addirittura con Ronnie che sta passando su Rebecca, si porta dietro Ramses degli Dei, Ronnie che è un po' affievolito su Rebecca che prova a rientrare all'avversario, Ramses che si unisce al largo, è passato Ronnie ma arriva Ramses degli Dei, GP che pennella con Ramses su Ronnie Breed, al terzo Rebecca, al quarto Raoul. 2,5 abbondanti per chi vince, Ramses degli Dei, Giuseppe Pietro Maisto per questo Andoverall, training di Giorgio D'Alessandro Senior, oggi Valliscio, guidato in punta di dita da GP che nel finale viene a prendere la meglio su Ronnie Breed che era passato di misura su una deludente Rebecca Griff e allora